Si rafforza la pattuglia dei giovani della Nuorese. La società di Via Aosta stamattina ha perfezionato l'ingaggio dell'attaccante Mirko Cusin, originario di Arezzo, classe 1997. Cresciuto nella Castiglionese, nel 2014 Cusin ha fatto il ritiro precampionato con il Treviso. Nel 2016 è stato ingaggiato dall'Arezzo, dove con la formazione Berretti ha perso la finale della Pool Scudetto contro il Cittadella. Si tratta di un giovane promettente che potrebbe fare lo stesso percorso di Federico Alonzi, che da Nuoro ha spiccato il volo verso la Serie A essendo stato ingaggiato dal Chievo. La Nuorese comunque rimane vigile sul mercato con l'obiettivo di costruire un organico equilibrato che abbia degli uomini di esperienza affiancati da giovani promettenti e bravi che vogliano cogliere l'occasione di provare a fare il salto nel calcio che conta. La filosofia che la Nuorese sta seguendo, con la supervisione del presidente Michele Artedino e del tecnico Marco Mariotti, è quella collaudata dalla scorsa stagione che ha dato ottimi frutti con la squadra che ha conquistato l'8° posto assoluto. La conferma del portiere Valerio Frasca, del centrocampista Salvatore Del Sole, di Giovanni Tupponi, di Alessandro Pugieddo e Simone Bezzicheri indicano che la strada che si sta seguendo è quella. Poi ci sono i giovani del vivaio. Rimane aperta però la ricerca di giocatori in grado di far fare alla Nuorese il salto di qualità. L'arrivo eventuale di Daniele Molino e di Andrea Peana dell'Olbia potrebbero portare a rivedere verso l'alto le aspettative della squadra che potrebbe aspirare ad un campionato di alta classifica.